Non chiamatelo maltempo. L'ho intitolata così questa puntata di Sveglia Veneto dopo le grandi piogge degli ultimi 2 giorni e gli allagamenti che hanno colpito molte zone della nostra regione. Non chiamatelo maltempo perché non di questo si tratta. Non sono più eventi eccezionali quelli che abbiamo di fronte, questo è chiaro a tutti ormai, perché anche se non accadono tutti i giorni e anche se non rappresentano la normalità, non ci devono e non ci possono più stupire. Ce lo dicono i meteorologi, ce lo dicono gli scienziati, sono gli effetti del cambiamento climatico, lo sappiamo da anni, e specie localmente sono gli effetti dello sfruttamento senza limiti di ogni risorsa, comprese le risorse naturali, a partire dalla risorsa non rinnovabile per eccellenza che è il suolo. Sono fenomeni questi che sono generati e controllati da noi esseri umani. E quindi non chiamiamolo maltempo, chiamiamolo con il suo vero nome: cambiamento climatico, riscaldamento globale, crisi climatica. Chiamatelo come volete, ma non chiamatelo maltempo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 17 maggio 2024, questa puntata di Sveglia Veneto comincia in un modo un po' diverso dalle altre perché comincia con un piccolo appello per quello che può valere, ma era qualcosa che ci tenevo a dire dopo aver sfogliato le prime pagine dei quotidiani locali di oggi, dopo le grandi piogge dei giorni scorsi, e ora le leggeremo assieme perché se questo podcast puntata del podcast Sveglia Veneto si intitola Non chiamatelo maltempo, invece i quotidiani locali hanno scelto anche oggi di continuare a chiamarlo così. E allora partiamo dal Gazzettino che in prima pagina sceglie un titolo sicuramente ad effetto, forse quello più colorato e più carico tra tutti i quotidiani locali di oggi. Nord-Est, apocalisse d'acqua. In 24 ore tra Veneto e Friuli 19 eventi estremi. L'esperto: piogge così una volta ogni 300 anni. Scuole chiuse, treni bloccati, comuni allagati, campagne sommerse, a rischio tutti i raccolti. Ed è veramente interessante proseguire la lettura del Gazzettino di oggi a pagina 2 e 3 perché in pochi centimetri quadrati, in davvero una superficie di soltanto 2 fogli di carta, si vede tutto il giro di questa narrazione che ormai sembra davvero molto strana, a tratti grottesca. Si parte da un'affermazione positiva, di speranza. Sotto il titolo Le bombe d'acqua compare il titolo più in grande: i bacini hanno evitato un disastro simile a quello dell'Emilia. C'è speranza quindi, ma leggiamo cosa scrive il Gazzettino. In 6 ore è caduta la pioggia di un giorno, il record di 229 millimetri. Tutte le casse di laminazione sono state aperte, treni bloccati, gli argini in alcuni punti hanno ceduto per i buchi creati dai tassi, sarà necessario abbatterli. Quindi la natura, le grandi piogge, quello che viene chiamato maltempo, questi fenomeni eccezionali, anche loro possono essere ricondotti in qualche modo alla normalità, si può mettere in sicurezza il territorio grazie ai bacini di laminazione. Torna quindi come l'ultima volta il racconto dell'efficacia dei bacini di laminazione e nessuno sembra chiedersi quale limite, se qualche limite possono avere questi bacini di laminazione. A un certo punto magari si riempiranno, a un certo punto non basteranno, e del resto nemmeno questa volta evidentemente sono bastati a proteggere l'intero territorio della regione dall'alluvione, e questo lo mostrano le stesse foto pubblicate su tutti i quotidiani locali, anche sul Gazzettino. Ma comunque il primo punto è che i bacini hanno evitato il disastro. Questo va ripetuto, naturalmente lo ripete il presidente della regione Luca Zaia, che i bacini li ha realizzati. Ma passiamo al secondo capitolo di questo racconto, e cosa riguarda la principale economia del territorio. Di cosa si tratta lo sappiamo benissimo: il turismo,
che rappresenta la quota più importante del PIL del Veneto con tutto l'indotto, e allora è giusto preoccuparsi dei rischi di eventuali danni per il turismo nella nostra regione in seguito a quello che viene definito il maltempo, insomma al cambiamento climatico. E allora Veneto orientale, spiagge sommerse, rinviati gli arrivi dei turisti tedeschi. Quindi la prima preoccupazione, dopo la speranza, dopo il sollievo perché i bacini di laminazione hanno funzionato, la prima preoccupazione del principale quotidiano veneto, il Gazzettino, si rivolge ai turisti tedeschi. E anche questo è un aspetto molto interessante. Naturalmente non ci preoccupiamo per i turisti tedeschi, ma per il turismo e quindi il fatturato di centinaia, migliaia di aziende in Veneto che con i turisti tedeschi naturalmente riempiono il portafoglio e realizzano profitti messi a rischio da questo episodio appunto straordinario di maltempo. Arenili trasformati in stagni, sospesi i lavori di preparazione delle strutture per la festa di Pentecoste. Terzo capitolo, l'eccezionalità assoluta del fenomeno. E allora vediamo il titolo del terzo articolo: fenomeni così intensi una volta ogni 300 anni. Questo è un virgolettato perché è la voce dell'esperto. In 24 ore sono stati registrati 62 eventi estremi in Italia, 19 solo a nord-est, campagne flagellate, mais e frumento coperti dall'acqua, a rischio tutti i raccolti. L'analisi è di Marco Marani, professore universitario, direttore del Centro Studi sugli impatti del cambiamento climatico istituito a Rovigo dall'Università di Padova, che collabora con l'ARPAV, leggiamo sul Gazzettino, nello sviluppo dei modelli previsionali. Un fenomeno di tale intensità si presenta in media una volta ogni 300 anni. Non significa purtroppo, spiega il professore, che potremo attendere così tanto prima di rivedere questo tipo di evento. Questo potrebbe realizzarsi anche in tempi più brevi, perfino il prossimo anno, anche se con probabilità bassa. Il cambiamento climatico lo renderà un evento purtroppo più frequente. Prendendo in analisi anche i 70 mm caduti in 30 minuti in altre zone del Veneto, è possibile affermare che vi corrisponde un tempo di ritorno di circa 200 anni. Quindi il concetto espresso dal direttore del Centro Studi sugli impatti del cambiamento climatico è sì che si tratta di un evento eccezionale con tempo di ritorno di 200-300 anni, ma che anche il cambiamento climatico renderà eventi come questo sempre più frequenti. Tuttavia, il titolo dell'articolo si concentra soltanto sul primo aspetto, cioè che si tratta di un evento eccezionale che capita una volta ogni 300 anni, e quindi in qualche modo è per questo che ci troviamo di fronte alle campagne allagate. Le campagne, ma naturalmente non solo, ci sono diverse zone della regione che sono allagate, zone naturalmente abitate come lo è larga parte del territorio regionale ormai, ma vedremo più avanti, anzi lo vedremo subito, sugli altri quotidiani locali di oggi. Proseguiamo con il Corriere del Veneto. Il Veneto flagellato, maltempo, 77 comuni sott'acqua, aperti tutti i bacini di laminazione. Stato d'emergenza, Zaia ai cittadini dice: se avete danni fotografateli, chiederemo noi il rimborso al governo. L'allarme giallo? Una polemica legata appunto alla classificazione del livello d'allerta nei giorni scorsi. Era previsto, o meglio era stato stabilito soltanto un'allerta gialla, mentre poi la situazione si è rivelata essere molto più pericolosa. Zaia dice: deciso dai tecnici, non dalla politica. Sotto stress le province di Padova e Vicenza, scrive il Corriere del Veneto. Il Bacchiglione è arrivato a quota 6,21 metri. Ci sono poi una serie di episodi che vengono raccontati al Corriere del Veneto, appunto ad esempio la storia di 2 donne bloccate nel sottopasso a Schio, le salvano i carabinieri, non riuscivano a uscire dall'auto, le abbiamo tirate fuori dai finestrini, raccontano i responsabili delle forze dell'ordine.
Anche il Corriere del Veneto intervista il docente universitario Marani, un evento eccezionale, piogge così ogni 300 anni, anche qui il titolo è molto chiaro. E poi parla il meteorologo Rabito, il blocco ad Omega ha scatenato la tempesta, insomma la spiegazione tecnica, scientifica di come si generano queste piogge. Più interessante forse sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM è invece l'intervista a Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico. Vediamo cosa dice Mercalli. Eventi causati dal surriscaldamento, l'acqua evapora di più e si scarica con violenza. Un concetto molto facile da capire. Il climatologo spiega il perché di fenomeni così estremi a maggio. L'anno scorso ci fu l'alluvione dell'Emilia, dovremo abituarci, dice Mercalli. Una primavera così dipende anche dal fatto che quest'anno non si è formato l'anticiclone sulle nostre regioni. Nel nord l'instabilità durerà fino a fine mese, a giugno arriverà l'estate e crediamo che sarà molto calda. L'intervista a Luca Mercalli è firmata da Sergio Frigo. Concludiamo questa prima parte piuttosto lunga della rassegna stampa di oggi, ma del resto è la principale notizia del giorno, con una breve panoramica degli effetti di questo evento meteorologico estremo nelle zone diciamo più colpite della regione. Allora, tornando sul Corriere del Veneto, vediamo che a Padova l'invaso di Brusegana non è bastato, quartieri allagati, istituti inagibili, paura per la piana del Bacchiglione. L'assessore Michalizzi dice che sono stati pompati 1800 metri cubi d'acqua al secondo. Nel frattempo il governo starebbe monitorando la situazione. Torniamo poi sui quotidiani del gruppo NEM per vedere la situazione nel veneziano. Tracimano le fogne del petrolchimico, aria irrespirabile e bruciori agli occhi. Il forte odore avvertito in tutta la città, parliamo di Venezia, Mestre, centinaia di chiamate ai vigili del fuoco, nessun pericolo per la popolazione, leggiamo sulla Nuova Venezia. Corso del Popolo, un fiume in piena, allagamenti a Mestre e in periferia, auto bloccate e disagi in tutta la città. Violento nubifragio in serata a Venezia, quindi nella città storica, acqua alta 115 senza mose né passerelle, disagi amplificati dall'intasamento delle fogne, o meglio delle forine, turisti scalzi e valigie in braccio. Lista di Spagna tornata indietro nel tempo, monta la protesta, le sirene non si sono sentite. Insomma, disagi gravi anche a Venezia Isola. Questo per quanto riguarda la rassegna di oggi legata all'ennesimo episodio di quello che ancora viene definito maltempo, ma si tratta degli effetti del cambiamento climatico, eventi estremi sempre più frequenti, in questo caso l'ennesima alluvione, allagamenti un po' dappertutto abbiamo visto in Veneto, ma noi voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La politica regionale che si incrocia con la politica nazionale, in realtà effetto Vannacci, con i voti di destra Salvini punta alla doppia cifra. Sui quotidiani del gruppo NEM c'è questo colloquio tra il giornalista Filippo Tosato e il politologo Paolo Feltrin, docente all'Università di Trieste. Il generale, dice Feltrin, piace a un elettorato radicale, deluso dalla svolta moderata di Meloni e dal politicamente corretto. Il disegno di Salvini quindi è quello di intercettare flussi estranei al leghismo tradizionale. Con questa mossa, secondo Feltrin, Salvini potrebbe salvarsi dal crollo dei voti della Lega alle europee e addirittura raggiungere la doppia cifra. Vedremo se questa volta Feltrin avrà azzeccato le sue previsioni. Bisognerà aspettare l'8 e il 9 giugno alle elezioni europee. E insomma, parlando di Vannacci, un generale dell'esercito ora sospeso dall'incarico a causa di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, un generale dell'esercito che ha più volte esternato convinzioni ai limiti, se non oltre i limiti del politicamente corretto. Naturalmente questo un po' è il gioco del suo personaggio, ma affermazioni al limite del razzismo, spesso della misoginia, della omofobia anche, ma appunto in particolare del razzismo. Parlando di Vannacci, insomma, viene bene il
Passaggio alla prossima notizia, voltiamo pagina, cambiamo tutto, cambiamo anche quotidiano, ci spostiamo sul Corriere del Veneto. Il fil rouge però è quello del razzismo, dalle opinioni si passa in qualche modo ai fatti in questa notizia: bombe e attacchi razzisti in Polesine, anche l'aggressione a un ragazzino. Nuove accuse alla stessa banda, tentarono di gettare nel fiume un minore straniero. Una lunga scia di violenze razziste, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto. Sono almeno 4 gli episodi violenti contestati a vario titolo a 6 persone in Polesine. Si tratta delle 2 bombe di Loreo e Cavanella Po, ma anche nei 6 mesi successivi delle aggressioni contro stranieri e in un caso contro un minorenne. La procura, guidata da Manuela Fasolato, sta seguendo i 2 filoni di indagine in cui si sta articolando l'inquietante quadro complessivo di attacchi xenofobi in Polesine. 6 le persone a vario titolo coinvolte, da chi ha venduto il materiale esplosivo alle accuse di favoreggiamento. Per la bomba Cavanella Po, tra gli imputati ora ai domiciliari c'è già una data: il 15 luglio si celebrerà il processo in corte d'assise. La procura ha chiesto il giudizio immediato saltando l'udienza preliminare. La procura ha chiuso le indagini per gli altri 3 casi, fra cui la bomba a Loreo. Insomma, ci sarebbe una banda razzista in Polesine. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda invece la sanità veneta. Negli ospedali liste d'attesa, vengono pubblicati i dati di aprile, 20.000 prestazioni inevase. La regione starebbe preparando un piano. Rispetto a un anno fa sono stati smaltiti solamente 146 esami e visite arretrati, ne mancano 20.000, questo il dato davvero gigantesco. Il numero di servizi non erogati entro i termini previsti dalle ricette rimane pressoché invariato, quindi di mese in mese. L'accumulo maggiore riguarda le prime visite dermatologiche: 1676 sono ancora in attesa, 151 in più rispetto al 2023. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.